Arrestati a 16 anni 2 responsabili dell'agguato a colpi di pistola contro il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo gli spari, l'amaro commento del ragazzo. Nuovo colpo di scena nella vicenda dell'ex tennis Zambona. Da giudicarsi all'asta agli impianti è stato il campione Adriano Panatta. Pronto un importante progetto di riqualificazione e obiettivo rilancio dello sport in città. 4 cittadini cinesi arrestati a Montebelluna avevano allestito una maxi piantagione di marijuana che avrebbe potuto fruttare loro più di 1,5 milioni di euro. Nell'agosto 2009 un aereo della Ryanair in fase di atterraggio a Treviso volò così radente da scoperchiare il tetto della sua abitazione di Quinto e la compagnia condannata a risarcire un pensionato. Giro di vite della Polizia Locale di Treviso contro il maltrattamento degli animali, inasprimento della multa che passa da 160 a 400 euro, aumenti delle sanzioni anche per gli imbrattamenti degli edifici. La tragedia del Vajont, 56 anni dopo, a Longarone la giornata di commemorazione del disastro del 9 ottobre 1963 ancora vivo negli occhi di tutti. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont, stasera sulla nostra emittente i nostri documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Questi dunque i titoli: il ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo in primo piano, è arrivata la condanna per i 2 aggressori che lo scorso febbraio ferirono il 20enne alla schiena causandogli la paralisi delle gambe. La sentenza non cambia le cose, non mi restituirà certamente le gambe. In questo momento penso esclusivamente a riprendermi, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessuna sentenza mi può fare ritornare come prima. Il mio sogno è tornare a camminare, mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo. Con queste parole Manuel Bortuzzo commenta la condanna a 16 anni decisa nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato omicidio, ritenuti responsabili della sparatoria dello scorso 2 febbraio nel quartiere Axa di Roma, in cui rimase gravemente ferito il nuotatore trevigiano. Il giudice Daniela Ceramico Dauria ha poi disposto una provvisionale di 300.000 euro in favore di Manuel. Il GUP ha fatto cadere l'aggravante dei futili e abietti motivi e sul risarcimento ha stabilito che debba essere discusso davanti al giudice civile. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 20 anni. L'impianto accusatorio ha retto, soprattutto per quanto riguarda la premeditazione. Ho comunicato al padre di Manuel la sentenza e mi ha chiesto se era una sentenza giusta. Gli ho detto di sì, ha dichiarato l'avvocato Massimo Ciardullo, legale della famiglia Bortuzzo. Marinelli e Bazzano hanno sempre detto di aver colpito il giovane nuotatore per errore. I terribili momenti di quella maledetta notte nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza che aveva ripreso l'attimo in cui Bortuzzo con la fidanzata si trovava ad un distributore automatico. I 2 poi si giravano e all'improvviso il giovane cadeva a terra colpito alla schiena. Quello che succederà poi sarà la corsa in ospedale, le ore, i giorni d'angoscia di familiari e amici per le condizioni di Manuel, fino alla notizia che ha cambiato per sempre la sua vita. Il proiettile ha lesionato il midollo, il giovane, promessa del nuoto italiano, è paralizzato. Una diagnosi terribile che però non ha fermato Manuel, che sin da subito con una grande forza di volontà ha dimostrato di voler andare avanti. Con tenacia ha cominciato la riabilitazione fino al ritorno in piscina. Una maturità che va oltre i suoi 20 anni compiuti qualche mese fa, anche quando nella prima conferenza stampa parlò così dei suoi aggressori. Mi dicono vuoi vederli, io dico anche no, cioè nel senso non mi cambia aversi davanti o meno. Penso che se avessi davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo, però non ci sarà modo quindi. Ed ora l'ennesimo colpo di scena nella vicenda dell'ex tennis Zambona. Da giudicarsi all'asta gli impianti di via Ghirada è stato il campione Adriano Panatta. Lui ha vinto la Coppa Davis nel 76 e adesso ha vinto un'altra Coppa Davis personale, intendo a giudicandosi il tennis Zambon. Lui è il campione di tennis Adriano Panatta, trevigiano d'adozione. Con un'offerta di 550.000 euro si è aggiudicato all'asta lo storico tennis Zambon di via Ghirada. In vendita per 1 milione di euro è arrivato a un ribasso d'asta di circa 300.000. Panatta ha subito rilanciato scalzando i concorrenti. Sono molto felice di aver acquisita Adriano Panatta perché con lui può svilupparsi molto bene e avrà un grosso risalto a livello internazionale. Spero che possa andare molto bene avanti, ma i progetti
essendo anche geometra, ha già in testa quello che vuole fare. Un progetto ampio di riqualificazione di quell'area che in passato, insieme alla Ghirada di Benetton, aveva costituito un polo sportivo di primo livello nazionale e internazionale. Non a caso Zambon spera di far parte in qualche modo del nuovo corso che Panatta vuole imprimere al tennis trevigiano. Felice dell'epilogo della lunga, travagliata storia di quegli impianti anche il sindaco Mario Conte. Il comune era stato uno dei papabili acquirenti, salvo poi ritirarsi. Per Treviso un nuovo tassello della sua seconda vita sportiva. La città non può essere che soddisfatta di questa operazione che vede un'area molto importante dello sport, l'ex tennis Zambon, adesso passare in mano a uno storico campione del tennis che sicuramente metterà in pista un progetto importantissimo per la nostra città, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti. Adesso ci incontreremo con l'amico Adriano e capiremo un attimo la progettualità. Ho visto delle prime bozze e devo dire che è un progetto di altissimo livello e quindi un valore aggiunto per la nostra città. Continuiamo ora con la cronaca. 4 cittadini cinesi sono stati arrestati a Montebelluna, avevano allestito una maxi piantagione di marijuana che avrebbe potuto fruttare loro più di 1,5 milioni di euro. Un ex laboratorio di calzature trasformato in una piantagione di marijuana, 1500 piante illuminate e riscaldate da 90 lampade a 600 watt nel seminterrato di una palazzina di via Trevignano a Guarda. Altri 6 kg di stupefacente trovato già essiccato. I carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno arrestato 4 cittadini cinesi, 2 uomini e 2 donne tra i 52 e i 33 anni, tutti irregolari tranne la più giovane, in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo perché ha partorito da pochi mesi. La figlioletta, poco più che neonata, l'ha seguita in carcere alla Giudecca. È un'attività sul campo, svolta sul campo, con attività informativa nei giorni precedenti alla Blitz di ieri sera, che hanno consentito di individuare questo immobile dove si presumeva, ed ha ragione, che si coltivasse un rilevante numero di piante di droghe leggere, nella fattispecie marijuana. Nessun odore, nessun via vai sospetto, i 4 arrestati avevano pensato a tutto. Da almeno 6 mesi coltivavano la marijuana nel seminterrato, la piantagione avrebbe potuto fruttare loro 325 kg di droga per un valore sul mercato di 1.600.000 euro. Sono finiti in carcere con l'accusa di coltivazione e detenzione di un ingente quantitativo di droga e per furto aggravato di energia elettrica. Questo è un dato che stiamo accertando in questi minuti, stiamo cercando di approfondire anche perché i consumi in effetti da una verifica fatta a monte erano irrisori rispetto a quello che è l'immobile. Sì, è stato verificato al momento, peraltro ieri sera col buio, che un cavo, c'era una derivazione che andava verso l'illuminazione pubblica. Tra oggi e nei prossimi giorni verificheremo nel dettaglio proprio cosa hanno portato, da quanto tempo soprattutto durava il furto dell'energia elettrica. Ed ora parliamo invece della tragedia del Vajont, oggi la commemorazione dei 56 anni dall'immane disastro di cui parleremo nella pagina bellunese del nostro telegiornale. Antena 3 dedica la prima serata alla memoria di quel tragico evento a partire dalle 21:15 i nostri documentari per raccontare quanto accaduto 56 anni fa. E già ieri sera a 20:10 era ospite il presidente dell'associazione di superstiti Vajont, il futuro della memoria, Renato Migotti. Sentiamo le sue parole. Mi emoziona ogni volta che ne parlo e mi rattrista e mi mette anche, mi crea un disagio che dura anche giornate. L'Italia è un paese fragile sotto il profilo ambientale e idrogeologico e non si fa la giusta azione, la giusta attività di prevenzione. E quindi purtroppo uno dei motivi della nostra presenza anche nelle scuole è appunto per sensibilizzare principalmente i ragazzi alla natura, ai rapporti con la natura, ai rapporti con l'ambiente.
passare sempre davanti a quel muraglione di diga, il quale incombe anche sulla città di notte, con una luce che illumina, è una luce sinistra, per cui voglio dire viviamo continuamente con la presenza del Vajont. Ecco, non è facile vivere, però bisogna avere la forza di superare, e la forza di superare viene proprio per la volontà che ci deve essere, almeno da parte dei superstiti, di perpetuarne la memoria, di raccontare ciò che è successo perché non possa succedere mai più. Un pensionato trevigiano si è visto confermare in secondo grado il risarcimento dei danni causati dal passaggio radente di un aereo di Ryanair in fase di atterraggio all'aeroporto Canova, che causò lo scoperchiamento del tetto della sua abitazione. L'episodio avvenne il 27 agosto 2009, quando il velivolo proveniente da Charleroi, diretto a Treviso, secondo quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello di Venezia, non rispettò il piano di volo sfiorando la casa, e questo passaggio ravvicinato dall'aeromobile causò il danneggiamento dell'abitazione. La compagnia low cost dovrà rifondere alla famiglia trevigiana le spese del giudizio di secondo grado per circa 8.500 euro, oltre ai circa 25.000 stabiliti nel primo grado di giudizio. Scattano a Treviso le super multe per chi maltratta gli animali, sanzioni che arriveranno fino a 400 euro. Il giro di vita è stato voluto dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Rischiano multe fino a 400 euro chi ha un animale e lo maltratta. È stato approvato nell'ultima giunta l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni del regolamento di polizia urbana e del regolamento per la tutela del benessere degli animali. Insomma, dopo la decisione di far entrare gli amici a quattro zampe in municipio, arriva il nuovo giro di vite. Credo fortemente che gli animali siano parte integrante delle nostre vite e della nostra quotidianità, spiega il sindaco Mario Conte. Sanzioni che scatteranno quindi dal 1° di novembre. Il maltrattamento è tenere i cani in catena, che è già vietato dalla legge regionale, tenere cani chiusi dentro in ambienti molto angusti, maltrattarli in generale, purtroppo comportamenti che non possono essere standardizzati. Ovviamente sarà poi compito degli agenti capire se quell'animale è maltrattato, anche in base all'accertamento dell'ASL, del veterinario dell'ASL. Gli agenti di polizia effettueranno i controlli sia su segnalazione di cittadini che di iniziativa. Nel nostro pattugliamento del territorio gli animali vanno comunque valutati, visti, guardati, controllati. Molte segnalazioni arrivano, alcune non sono suffragate da effettivi problemi degli animali, e ci confrontiamo naturalmente spesso con i veterinari dell'ASL. Ed ancora 400 euro di multa chi abbandona gli animali, ma anche chi cattura, detiene e commercia fauna autoctona. Non solo, la super sanzione sarà elevata anche a chi sparge sostanze velenose nel suolo, ma anche a chi offre animali in premio o in vincita nell'ambito delle feste e manifestazioni pubbliche. Insomma, nulla sarà più tollerato, nemmeno gli atti di vandalismo. Sì, perché sono aumentate anche le sanzioni per chi sporca e imbratta edifici pubblici. Ed ora parliamo di Digital Meet, il festival italiano sull'alfabetizzazione digitale arriva a Treviso dal 22 al 27 ottobre. Fondazione Comunica e Talent Garden Padova portano la cultura digitale tra le persone, le aziende, nelle piazze. Il motto è pochi convegni e più laboratori. Si tratta di una delle più grandi kermesse dedicate all'innovazione al digitale, una settimana di iniziative che ha fra gli obiettivi quello di trasmettere a cittadini ma anche alle aziende la capacità di essere preparati a gestire il digitale. L'approccio che abbiamo portato quest'anno è pensato per realizzare delle esperienze, quindi dei momenti brevi, ma per far toccare con mano le tecnologie, per far rendere conto alle persone che sono disponibili, sono accessibili. Oggi noi siamo fra gli ultimi come utilizzo di internet, mentre siamo grandi utilizzatori di cellulari, ma usiamo pochi servizi come ad esempio l'home banking. Insomma, bisogna modificare, dicono, questa cultura. Così Fondazione Comunica e Talent Garden ha promosso dal 22 al 27 ottobre 150 incontri in 16 regioni. A Treviso ci saranno 3 blocchi di iniziative. Uno molto interessante, per la prima volta si porta in Veneto il fintech, cioè tutto quello che è abbinato alla finanza legato al digitale, e si terrà a Palazzo Giacomelli alle 18 del 23 ottobre. Questa iniziativa, poi c'è un gemellaggio di fatto con Treviso Creativity Week, che è la settimana della creatività, in particolare sulle start-up con gli amici di Treviso Creativity,
e la terza sono una serie di iniziative con T2I dove portiamo la cultura del digitale al Planck. Studenti che saranno messi alla prova, una vera e propria sfida che dovranno risolvere in 24 ore. Un festival che vede la presenza anche della Camera di Commercio di Treviso Belluno. E ovviamente l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese è uno degli elementi cardini che la Camera di Commercio ha puntato in questi anni, perché il governo ci ha chiesto di fare uno sforzo maggiore. Un mondo, quello digitale, che sarà alla portata di tutti. Ed ora in centro a Treviso, nella storica osteria Gigia, dove è apparso un cartello anti-bestemmie. Voleva solo essere una cosa simpatica, non mi schiero dalla parte di nessuno, credo che la gente sia libera di dire e pensare ciò che vuole, e in realtà è una cosa presa che avevo trovato in cucina quando ho lavorato con Sandro Video, e ho trovato questa cosa molto simpatica e l'ho semplicemente riportata lì sulla lavagnetta. Liquida così Tosca Busato dal 1° agosto dietro al bancone della storica osteria La Gigia di Vicolo Barberia a Treviso la curiosità suscitata dall'invito a non bestemmiare, su cui si posano inevitabilmente gli sguardi degli avventori. Che l'intercalare veneto faccia da sottofondo in bar e osterie è cosa piuttosto diffusa, e che il suggerimento a non bestemmiare venga esposto proprio in uno di questi luoghi salta però agli occhi, con tanto di commenti positivi o di critiche feroci. Ma Tosca chiarisce subito: nessuna crociata. Non c'era nessun intento moralizzatore? Nessun intento moralizzatore, non voglio convertire nessuno, non voglio invitare la gente alla bestemmia, come non voglio dire che sono assolutamente contro, non ognuno è libero di fare e pensare ciò che vuole. Voleva solo essere una cosa ironica, scritta così, per ridere. Mi spiace che non tutti l'abbiano capita, però questa è la motivazione. Tra l'altro questa osteria è famosa per le sue massime attaccate un po' dappertutto, no? Frasi, disegni. Esatto, che noi non siamo ancora così brave, perché Sandro Video erano il top di questa cosa. Stiamo provando, comunque magari più avanti attaccheremo qualcosa o anche no, viste poi le reazioni che sono un po' troppo forti, però l'importante è che se ne parli, dicono, no? Compie 30 anni l'azienda Pievigina Eclisse, pionera nella produzione di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa. L'azienda della famiglia De Favri ha festeggiato lo scorso 5 ottobre inaugurando la nuova sede a Pieve di Soligo. Eclisse è diventata famosa per aver sviluppato un particolare prodotto, il controtelaio, ovvero quella struttura metallica che permette alle porte di scorrere e scomparire all'interno del muro. Nel nuovo stabilimento la produzione di questo sistema richiederà in media meno di 1 minuto e mezzo di lavorazione. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio, siamo alla pagina da Belluno e provincia. Lutto cittadino, scuole e uffici chiusi a Longarone, nei paesi spazzati dalla montagna d'acqua che cancellò vite e ricordi. Oggi giorno di commemorazione del 56esimo anniversario del disastro del Vajont, che il 9 ottobre 1963 causò la morte di 1910 innocenti. A Longarone la celebrazione della prima messa della giornata nella chiesa del Michelucci dedicata alle vittime del Vajont riunisce nella preghiera superstiti e sopravvissuti, volontari e alpini provenienti da ogni parte d'Italia, perché il Vajont è stato un disastro che ha toccato il profondo dei cuori ad ogni latitudine, che ha ottenuto solidarietà da tutto il mondo, che ha segnato indelebilmente la storia moderna della nostra nazione. Nel suo messaggio ufficiale il primo cittadino di Longarone si rivolge alla sua comunità ferita. In voi, dice Roberto Padrin, riconosciamo l'esempio del sacrificio, del martirio, della determinazione nella rinascita. Ed è ancora oggi la statua lignea della Madonna della chiesa parrocchiale travolta dall'acqua e recuperata a Fossalta di Piave a simboleggiare i valori citati dal sindaco, mentre silenzio e preghiera in suffragio delle 1910 vittime strappate alla vita il 9 ottobre 1963 per colpa umana riecheggiano a 56 anni di distanza nel cimitero monumentale di Fortogna. Noi abitiamo appunto nelle Alpi e purtroppo tanti morti venivano portati su dal Piave. Qua che abitiamo vicino è ancora più dura pensare a quello che è successo. Sono straniero, ho parenti qua. E ha avuto vittime? Sì, mio zio è qua. Quindi lei ogni anno torna? Sì, vivo qua sempre.
Sono venuto a trovare la mia fidanzata. E poi c'è ancora la rabbia, quella della memoria. E se abbiamo avuto beneficio in provincia di Belluno, ce l'abbiamo. Per questi e per le lacrime di quelli che sono vissuti. Per tanti anni si viveva nell'oblio qui. C'era proprio una coperta di omertà, dico io, perché sia gli studenti sia parlare del Vajont non serviva, era una cosa dimenticata, volutamente dimenticata. Per fortuna adesso è stata recuperata questa cosa. E ad essere recuperate nel 2020 saranno anche le lapidi rimosse in occasione della riqualificazione del cimitero, che saranno collocate in una nuova struttura in grado di accogliere anche l'evoluzione del sacrario delle vittime. Il Vajont è visto dai più piccini, quelli nei cui occhi oggi ci sono le immagini della devastante tempesta Vaia che un anno fa li ha segnati profondamente. A Longarone il momento più toccante fra i tanti organizzati in occasione della commemorazione del Vajont è stato l'incontro fra gli alunni della scuola elementare di Rocca Pietore, i volontari della Protezione Civile di Venezia e il sindaco Roberto Padrin. Buongiorno. Sono 20 in tutto i bambini che frequentano la scuola elementare del piccolo comune di Rocca Pietore. Per molti di loro è stata la prima visita a Longarone. È la potenza devastante dell'acqua, il comune denominatore che unisce il loro paese alla comunità che 56 anni fa venne cancellata da uno dei più gravi disastri ambientali provocati dall'uomo. Abbiamo notato delle fragilità, tant'è vero che alcuni bambini a un certo punto ci hanno detto: maestre, noi non vogliamo più parlare di Vaia, perché avevano proprio questa sofferenza dentro. Alla tempesta Vaia posteriori i piccoli hanno reagito bene anche grazie alla solidarietà ed è tramite i loro amici volontari dell'associazione Un Cuore da Cavaliere di Venezia che hanno potuto conoscere i luoghi della tragedia del Vajont. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata le espressioni di alcuni bambini. Una volta che siamo arrivati in paese ci hanno accolto con grandi abbracci, grandi sorrisi, e la frase che mi ha colpito di più è stata: voi siete i nostri angeli. È toccato al primo cittadino di Longarone accogliere i piccoli e trasferire loro l'importanza della solidarietà. E quindi io ringrazio soprattutto gli amici che da Venezia sono venuti qua, che hanno trascorso tante giornate a Rocca Pietore cercando proprio di aiutare quella comunità a ripartire e che oggi di fatto abbiamo un po' riunito in questo momento che è stato molto bello dal punto di vista anche emotivo e commovente. A chiudere lo scambio dei doni e dell'acqua nei celeberrimi versi di Gabriele D'Annunzio. Acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e mungi, tu sei la vita e sei sempre zichi. L'ULSS di Belluno ha diffuso la notizia relativa all'accertamento di un caso di dengue in città ad essere colpito dal virus trasmesso dalla zanzara tigre, un bellunese che risulta essere stato all'estero in zone endemiche, esclusa ogni possibilità di contagio, rassicura l'ULSS 1, l'infezione sarebbe stata scoperta precocemente e tale circostanza ha contribuito a mettere immediatamente in atto le cure del caso. Il comune di Belluno ha firmato un'ordinanza per la disinfestazione che sarà eseguita a partire dalle 13:30 di domani, sabato 12 ottobre, da una ditta specializzata nella zona di via Giorgetti in un'area di 100 metri. Siamo al termine, vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà della sparatoria di Trieste assieme a Gino Balbinot del SAP di Treviso e prima di chiudere vi ricordo ancora alle 21:15 la nostra prima serata dedicata al disastro del Vajont ed è proprio tutto da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona l'Italia e dunque nel nostro territorio torna ad essere asciutto e stabile dappertutto. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 10 ottobre. Sul Veneto avremo qualche addensamento al mattino, ma col passare delle ore il sole sarà decisamente più prevalente su tutti i settori.
Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, in esaurimento però con il passare delle ore, quando poi tornerà ad essere soleggiato dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 21 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 21 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.